per me non esiste un singolo ricordo che riguardi il tagliamento, ma un'immagine complessiva del sistema tagliamento. Io vedo il tagliamento come un fiume imponente, maestoso e affascinante che, attraversando tutto il Friuli, di fatto dialoga con le popolazioni rivierasche in un rapporto che io ritengo di perfetta simbiosi. Ecco, questo diciamo che per certi versi è per me il ricordo più caro, che ho maturato nei miei circa 30 anni di attività di studio che ho dedicato proprio al fiume tagliamento e che tuttora faccio. Come dire che in un certo senso il fascino e la simbiosi che ho appena detto hanno anche cambiato il mio modo di insegnare ai futuri ingegneri come si progettano le opere idrauliche. Una volta, e parlo di numerosi anni fa, infatti, a me avevano insegnato che l'obiettivo principale di un progetto era la funzionalità dell'opera. Nel tempo io ho cambiato idea e infatti per me è diventato prioritario e parte integrante del progetto l'impatto che questo può produrre proprio sul rapporto di simbiosi gente-fiume. Adesso, soprattutto nella fase di dimensionamento delle opere, insegno ai miei studenti a inserire fra le numerose variabili anche la variabile percezione dell'opera da parte della popolazione. Questo non significa che l'opera non deve essere fatta, ma se la distribuiamo, come avremo modo poi prometto di approfondire in seguito, e minimizziamo l'impatto distribuendolo lungo tutta l'asta del fiume, ecco a quel punto il progetto diventa ottimale. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Marco Petti è ingegnere e professore. Insegna idraulica all'Università di Udine. Allora, un fenomeno di piena si forma nel momento in cui piove. Adesso, parlando di tagliamento, cito alcuni dati, tanto per far capire l'importanza di una piena. Il tagliamento è un corso d'acqua che parte dal passo della Mauria e va fino alla foce e ha una lunghezza di 178 km circa e una superficie idrografica di 2400 km quadrati. La superficie idrografica funziona un po' come le falde di un tetto, raccoglie l'acqua in varie forme e poi la convoglia nel canale, diciamo, di scarico. È un po' brutto, il tagliamento in questi termini costituisce il canale e raccoglie tutte le acque. In questa operazione di raccoglimento, quando ci sono eventi particolarmente intensi e prolungati, tipicamente della durata di 24 ore, il tagliamento può entrare in piena, cioè può raccogliere un quantitativo di acqua che si aggira intorno ai 400 milioni di metri cubi d'acqua e genera quella che si chiama una piena, che tipicamente quella che viene chiamata piena centenaria, cioè che si ripete mediamente ogni 100 anni, di circa 4.600 metri cubi al secondo. Se pensa al volume, tanto per darvi un esempio, il volume di una piena del tagliamento centenaria è circa 15 volte l'invaso della diga di Ravedis, quindi enorme, enorme. Questa piena si forma appunto perché le piogge cadono, in parte le piogge si infiltrano, in parte ruscellano in maniera superficiale e quindi vengono a concorrere. Una volta che si è formata questa piena, questa deve
spostarsi verso il mare. E i numeri che ho citato sono numeri importanti perché lungo il suo percorso il tagliamento incontra diversi ostacoli. Per dare un'idea, si passa da una larghezza d'alveo di circa 3 km e una pendenza del fondo del 2 per 1000 a Spilimbergo a una larghezza d'alveo di 150 metri e una pendenza dello 0,1 per 1000 alla Tisana. Diventa un vero e proprio collo di bottiglia e il problema enorme è far transitare questa piena proprio dalla Tisana. Dopodiché arriva al mare, subito dopo la Tisana si tenga presente che esiste uno scolmatore, cioè questa piena viene divisa in due parti, una parte prende lo scolmatore cavrato circa 2/3 di questa piena e un terzo prosegue lungo l'asta del tagliamento. Cosa significa minimizzare l'impatto di una piena? Minimizzare gli impatti, entriamo un po' nel tema perché entrerei subito nel tema. Il classico problema casse di espansione. Le casse di espansione del tagliamento sono nate sostanzialmente come un progetto che era fondamentalmente localizzato a Ragonia, Spilimbergo. Ecco, è lì che secondo me si sbaglia, cioè a localizzare eccessivamente un'opera del genere. Minimizzare l'impatto significa, ad esempio, distribuire questo tipo di intervento lungo tutta l'asta. E qui dobbiamo entrare nello specifico, che è il problema della laminazione di una piena. Laminare una piena significa raccogliere dei volumi durante la fase più alta della piena, cioè il picco, e poi restituirli durante la fase più bassa. Questo tipo di operazione si può distribuire, a mio modo di vedere, lungo tutta l'asta. E questo significa minimizzare, cioè rendere un po' tutti felici e un po' tutti scontenti, magari riducendo le dimensioni dell'opera. Anziché fare un'opera enorme in un posto, più opere di dimensioni più piccole distribuite lungo tutta l'asta. È chiaro che questo costa di più per certi versi, ma la qualità della vita ha un prezzo e quindi, a mio modo di vedere, ben venga il pagare di più l'opera se ne va a beneficio della qualità della vita. E quali sono i principali strumenti con cui possiamo laminare una piena? Come tipologia di intervento, cominciamo da quelli, quando si interviene su un abbattimento della piena, si possono usare tecniche di laminazione o di invaso, diversivi o scolmatori. Le tecniche di laminazione dentro o fuori dall'alveo, come possono funzionare? Ad esempio, ho citato prima Spilimbergo. 3 km d'alveo. Quando il tagliamento va in piena, se lei transita per il ponte di Gnano Spilimbergo, diciamo, ha una sensazione di un mare, però è un mare poco profondo, su circa mezzo metro d'acqua, perché è molto grande l'alveo. Allora, laminare all'interno può significare fare in modo che anziché mezzo metro, per esempio, lì venga trattenuto 1 metro. E già incrementarlo di mezzo metro significa laminare grosso modo 6-7 milioni di metri cubi d'acqua. Teniamo presente che il tagliamento, perché possa passare dalla Tisana, la portata deve essere abbattuta a poco sotto i 4.000, quindi l'eccesso di portata, cioè 600.000 metri cubi, devono essere laminati e una parte potrebbe essere laminata lì. Esternamente cosa significa? Magari in zone, lì io ho fatto parte anche del laboratorio tagliamento, era una delle commissioni che aveva nominato la regione, in zone esterne si può cercare di utilizzare e di realizzare anche dei piccoli invasi. L'obiettivo è sempre quello di trattenere un volume d'acqua. Questa è la laminazione. Cosa sono i diversivi? Quelli che vengono chiamati diversivi sono dei veri e propri bypass della serie. Problema è la Tisana? Prima della Tisana deriva una portata d'acqua, ritracciando un altro percorso, quindi ricreando un altro ramo, diciamo, di fiume, e poi la reimmetto più a valle. Questo è il diversivo. Oppure esistono gli scolmatori, cioè prendo l'acqua e la allontano dal fiume portandola direttamente al mare. Queste sono le 3 tecniche in teoria che possono essere utilizzate. A mio modo di vedere, le ultime 2 non possono essere utilizzate per il tagliamento. Perché? Perché allora un diversivo alla Tisana significa
date le piccole pendenze che ha il fondo, creare sostanzialmente un tagliamento parallelo al tagliamento. Ora, data l'urbanizzazione che c'è sul posto e comunque ricreare degli argini, faccio presente che alla Tisana l'altezza degli argini sono 12 metri, non sono uno scherzo, e vanno giù di 4 e il fronte d'acqua che si crea alla Tisana sono 16 metri, quando c'è una piena raggiunge 16 metri di fronte. Bene, ricreare, come dire, un diversivo chiaramente più piccolo, ma che ha degli argini che possono raggiungere 4-5 metri, capisce bene che l'impatto sarebbe molto pesante. Oltre al fatto che bisogna trovare anche dove farlo passare, perché è già troppo intensamente urbanizzato. Questo per il diversivo. Lo scolmatore, intanto lo scolmatore va fatto a monte e non a valle di Latisana. Molti parlano di scolmatori e lo fanno più in uno stato emotivo che non consapevolmente di cosa si tratta. E ho sentito parlare anche di scolmatori che portano in laguna. Dicevo, intanto va fatto a monte. Ammesso non processo che lo si possa fare, e derivare una portata d'acqua dal tagliamento per portarla in laguna vuol dire devastare la laguna stessa, perché la laguna, che è un ambiente di transizione di acqua salata e dolce, si vedrebbe immettere un quantitativo totale di acqua dolce, a parte il disastro dovuto alla velocità della piena che va a finire in laguna, ma stravolgerebbe completamente l'ecosistema. Sul tagliamento che tipo di interventi sono stati fatti? In parte un po' mi ripeterò. Cosa è stato fatto? Niente. Diciamo che qualcosina è stato fatto in argine sinistro, cioè in prossimità di Latisana, perché hanno fatto le diaframmature e quello può andare bene. Però la diaframmatura non risolve il problema, evita la rottura dell'argine, ma non la trascimazione. Per il resto c'è stato sempre, io ho visto negli ultimi 20-30 anni, un rimpallarsi di responsabilità. È colpa di uno, è colpa dell'altro, colpa di uno, facciamo questo, no, non si fa, si blocca, eccetera. Quindi il tempo passa e il rischio idraulico aumenta. La pericolosità è perché più passa il tempo, più aumenta la pericolosità che il fenomeno si possa ripresentare. Quindi da questo punto di vista è stato fatto ben poco al momento. Tanti studi, tanti incontri, ma alla fine oltre le traverse non siamo andati, che sono le traverse arginali, le diaframmature arginali, che significa rinforzare l'argine con colate di cemento intermedie. Quindi sicuramente l'argine diventa più robusto, ma l'acqua può tracimare, non necessariamente rompere l'argine. Per il resto la soluzione è quella di cui parlavo prima e forse l'unica, sensibilizzando però le persone anche, cioè raccontando loro la verità, nel senso che l'opera è necessaria, qualcosa va pagato in termini anche di impatto, però, come dire, è un dispiacere che cerchiamo di minimizzare e distribuire lungo tutta la strada. Esistono delle soluzioni che a suo giudizio potrebbero soddisfare le aspettative di tutti, cioè di scienziati, politici e della popolazione che vive sul fiume?
Io ho una mia idea e l'avevo anche sostenuta durante il laboratorio tagliamento e credo che in parte sia stata acquisita. Allora, c'è un primo tratto, quello prima di Pinzano. A Pinzano c'è una stretta, no? Il tagliamento si riduce a circa un centinaio, 120 metri. Le persone non sanno che già lì si crea una strozzatura e a monte, in caso di piena, si crea un invaso. Allora, incrementare leggermente quel tipo di invaso. Per carità, non parliamo di dighe, io non parlo di dighe, parlo di traverse, cioè opere molto contenute che si trovano normalmente lungo i corsi d'acqua. Ecco, con una piccola traversa si può, allora in maniera naturale lì si invasano circa 5-6 milioni di metri cubi d'acqua. Portiamoli a 8, 9. Io credo che le persone nemmeno percepirebbero questo piccolo incremento e non andrebbe a danneggiare niente, perché non ci sono case in prossimità di questa cosa. E quello è un primo modo, diciamo, di intervenire. Un secondo modo di intervenire è devono ricostruire il ponte lì a Spilimbergo, quello che dicevo prima. Bene, uniamo l'utile al dilettevole. Nel momento in cui devo rifare il ponte, creiamo sotto al ponte anche lì delle traverse in maniera tale da incrementare quello che già appare un mare, perché a mezzo metro di profondità, di un altro mezzo metro. E lì già si incamererebbero altri 7-8 milioni di metri cubi d'acqua. Dopodiché si può lavorare anche verso valle. Diciamo, molti hanno la percezione, che e in parte hanno ragione, che ad esempio le piante in alveo siano dannose. Nel caso del tagliamento sono un vantaggio, perché le piante trattengono acqua e fanno innalzare il livello. Quindi non bisogna avere una visione a senso unico. Se la vegetazione è dannosa in un piccolo corso d'acqua, in un fiume come il tagliamento, in maniera controllata, far sì che invece ci sia vegetazione, crea un invaso naturale, perché l'acqua rallenta e innalza il livello. E lì, per esempio, in prossimità anche di Casarsa, questo sarebbe fattibilissimo, a monte di Casarsa. E quindi sono altri milioni. Allora capisce che se le persone si rendono conto che la colpa in realtà è di tutti e non è di nessuno, poi se vuole le spiego perché, e ripartiamo un po' l'onere della spesa, a un certo punto tutti felici e tutti un po' scontenti. Perché, ripeto, la colpa, spesso io sento parlare di comuni che si accusano a vicenda, che la colpa è dell'uno e dell'altro. Io ho fatto una ricerca storica e negli ultimi 6-8 secoli posso dire che la colpa è di entrambi, sia del nord che del sud. Giusto per spiegare un brevissimo esempio. Allora, diciamo che i fenomeni di esondazione erano abbastanza distribuiti lungo tutta l'asta. Parlo da Osoppo fino al mare. Poi gradualmente si sono spostati sempre più verso la Tisana. Perché? Perché hanno cominciato a costruire argini. Per esempio, faccio un esempio, Osoppo. Osoppo lì c'era una capacità di contenimento d'acqua che era intorno ai 5-6 milioni di metri cubi d'acqua. Nel momento in cui hanno industrializzato, hanno tolto questa capacità di espansione. Quindi quest'acqua va tutto verso la Tisana. Prima colpa, ma anche la Tisana, perché se risaliamo ancora indietro alla notte dei tempi, chi ha costruito gli argini? L'arginatura è un fenomeno artificiale, quindi in un certo senso c'è una colpa anche lì. Ma se volessimo andare avanti troviamo colpe per tutti e giustificazioni per tutti. Detto questo, la soluzione è quella di, come dicevo prima, il messaggio che do, cerchiamo di ripartire questo onere un po' su tutta l'asta. In questo modo faremo opere un po' più piccole, chiaramente qualche minimo impatto ci sarà, ma forse può essere l'unico modo per mettere d'accordo veramente le persone di buona volontà, perché poi ci vuole anche quello. Della serie, paghiamo tutti una piccola tassa, ma facciamo un gran servizio al fiume e alle persone, naturalmente. Prima parlava di traverse. Potrebbe spiegarci bene che cosa sono? Allora, una traversa è un piccolissimo sbarramento, faccio l'ipotesi, un paio di metri, che può mettere in alveo e intercetta una parte di acqua. Dopodiché l'acqua scavalca la traversa. Sicuramente avrete visto delle piccole cascatelle lungo i fiumi. Quelle sono generate dalle traverse fluviali, che però comportano un rallentamento della velocità dell'acqua e quindi un innalzamento del livello.
Un po' come l'acqua quando scorrendo, quando piove ad esempio e guarda il terreno, quando incontra un piccolo ostacolo cosa fa? Si alza e lo scavalca. Però in quel processo di innalzamento immagazzina acqua. Quindi nel piccolo, diciamo, l'acqua piovana non immagazzina niente, ma dà la sensazione del funzionamento. In un corso d'acqua, facendola, ripeto, in maniera abbastanza contenuta, trattiene l'acqua. La diga è ben altra cosa. Una diga è un'opera imponente, altissima, cioè di sicuro impatto da non fare. Io temo che spesso le persone confondano le due cose e vedano sempre una diga e non una traversa, che invece secondo me sarebbe una soluzione. Ma queste non rischiano di impattare sulla fauna che usa il fiume per spostarsi? Penso per esempio alle specie ittiche. Non ne ha nessuno perché quella traversa di cui le parlavo io, anziché il gradino, si chiama luce di fondo. È una sorta di gradino inverso. Allora cosa succede? Che se noi lasciamo libero il fondo, praticamente l'acqua, quando non va in piena il fiume, tranquillamente continua a defluire. Anche il trasporto solido, perché è importantissimo non intercettare la sabbia. Non abbiamo parlato, ma un altro problema che potrebbe creare una cassa di espansione se non è controllata è l'ammanco di sabbia sulle spiagge al mare, perché il fiume è il maggior fornitore della sabbia dove andiamo a prendere il sole. Se non ci fossero i fiumi sarebbe roccia, tanto per intendersi. Quindi la funzionalità di una luce di fondo è una sorta di traversa rovescia, servirebbe proprio a quello. Ed è chiaro che quando c'è la piena interviene, si può anche dimostrare, ma io penso che in quel caso anche la fauna vada a ripararsi nel caso di una piena forte. Però se non c'è una piena, praticamente è trasparente, non ha nessuna interferenza. In questo discorso come si inseriscono i cambiamenti climatici? Allora, io parlo sempre dal punto di vista idraulico, non diciamo della biodiversità o ecosistema, che rispetto, ma non ho le competenze sufficienti. Direi che da un punto di vista idraulico, parliamo di piene, non le influenza. Non bisogna confondere quello che è l'innalzamento del livello medio mare con le piene, perché hanno dinamiche completamente diverse. Allora, gli ultimi giorni ci insegnano che di fatto si va nella direzione opposta, anzi il cambiamento climatico tende a ridurre i volumi d'acqua piuttosto che a aumentarli. Quello su cui influisce la variazione climatica, quindi dal punto di vista dei volumi, secondo me più o meno sono gli stessi i volumi d'acqua. Quello su cui influisce la variazione climatica è la velocità con cui questi volumi cadono, le cosiddette bombe d'acqua. Cioè, a differenza di una volta, lo stesso volume cade in tempi brevissimi e con precipitazioni molto intense. Allora è come se lei avesse un secchio d'acqua e tirasse fuori l'acqua con un bicchiere oppure lo svuotasse. Allora, il volume è lo stesso, cambia la velocità. Per una piena l'importanza non è la velocità, è il volume, perché comunque ci sono dei fenomeni di laminazione naturali costituiti da praticamente le piante, infiltrazioni, ruscellamenti superficiali, eccetera, che alla fine il risultato finale più o meno è quello. Quello su cui incide la variazione climatica, incidendo sui tempi, sono per esempio le frane o fenomeni di instabilità, ma che non appartengono al problema piena. Quindi dal mio punto di vista la variazione climatica incide in senso opposto, cioè può far mancare l'acqua, ma non aumentarla. E quindi la piena sicuramente, che è, come si dice in gergo, un fenomeno integrativo, cioè che tiene conto solo della quantità di volume ma non della velocità con cui scende, non subisce grandi variazioni. Lei è un professore dell'Università di Udine. Parla mai del tagliamento ai suoi studenti? E se sì, che cosa racconta loro? Direi proprio di sì, è impossibile qua in Friuli non portare come esempio il tagliamento. Io insegno in 2 corsi, corso di idraulica, che è un corso dei primi 3 anni, il terzo anno di ingegneria, e il corso di idraulica marittima e costiera, che invece è un corso che sta sulla laurea magistrale. In entrambi i casi io parlo di tagliamento, perché nel primo caso, quando soprattutto insegno ai ragazzi quali sono le leggi fisiche che governano il fenomeno della piena, quindi del flusso d'acqua, il tagliamento
ha praticamente tutto, quindi è un banco di prova dove io lì trovo qualsiasi cosa possa incontrare poi il futuro ingegnere su un generico corso d'acqua. E lo cito: problema di Latisana, problema di Spilimbergo, stretta di Pinzano, eccetera, eccetera. Nel corso di idraulica marittima e costiera, pur trattando le coste, è altrettanto importante, perché io credo che molti ignorino il fatto che la sabbia delle spiagge la portano i fiumi, non il mare. Una volta che la sabbia ha superato una certa profondità, viene persa in mare. Quindi il distributore, il rifornimento naturale avviene dai fiumi. Quindi il fiume è parte integrante anche della protezione delle coste e della salvaguardia delle spiagge. E per forza devo trattarlo, perché la sabbia che poi dobbiamo mettere a bilancio per vedere se una spiaggia è in erosione o in estensione, proviene proprio dai fiumi. E, come dicevo prima, se mancasse il fiume Tagliamento, non esisterebbe nemmeno Lignano e nemmeno Bibbione, che sono due grandi spiagge. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il Tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Marco Petti, regia, voce e suono Elisa Baioni. Brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie è una raccolta di interviste realizzate per il progetto Percorsi intrecciati sul tagliamento. Sono disponibili sul canale YouTube di Legambiente del Friuli Venezia Giulia.